Abbiamo presentato il bilancio della Regione Veneto, una situazione molto difficile per il nostro Veneto a causa di oltre 450 milioni di taglio per effetto delle scelte del governo Bossi-Berlusconi che hanno tagliato ulteriori risorse ai nostri enti locali. Puntiamo innanzitutto su una richiesta, quella che venga finalmente dato il via ai lavori del nuovo ospedale di Padova. All'interno del bilancio si possono trovare parecchie voci in diminuzione, ci preoccupano quelle per la cultura, per lo sport, per il turismo, ma soprattutto credo il tema della sicurezza che vede nell'arco di 4 anni un taglio da 22 milioni a 0 euro. Crediamo che questo sia una scelta sbagliata da parte della Giunta Zaia. Gli enti locali hanno bisogno di sostegno e aiuto per combattere efficacemente la criminalità. È incredibile che forze politiche che fanno della polemica sui temi della sicurezza la loro battaglia quotidiana, poi nel bilancio regionale non prevedano un euro di finanziamento in questa direzione.